Bene, carissimi amici, ben rivisti, ben trovati. Continuiamo quindi le nostre disquisizioni su questo periodo storico che sto trattando ampiamente da diverso tempo, e cioè quelli che potremmo definire i primi 30 anni di vita dell'arcidiocesi di Gorizia, con tutte le sfaccettature, quindi tenendo conto del titolo del corso con papi, imperatori, arcivescovi, patriarchi, dove abbiamo potuto così intravedere diverse figure: Maria Teresa, Benedetto XIV, Carlo Michele D'Atems, sul quale intendo ancora approfondire determinati argomenti. L'altra volta simpaticamente abbiamo letto cronache dirette del periodo, cronache tratte dal terzo libro proprio dei racconti, delle cronache di Gradisca, sulla prima visita di Attems alla città, con tutto naturalmente l'ironia usata dallo scrittore, dallo cronista, che era Francesco Antonio Moretti, sacrista e cronista, sacerdote della chiesa dei San Salvatore, cioè del Duomo di Gradisca. E abbiamo anche sorriso sui commenti e i racconti che faceva. Nello stesso anno, quel 1753, vi dicevo, già avevo anticipato, avviene anche un altro importantissimo evento, e cioè il rientro delle reliquie dalla Basilica di Aquileia a Gorizia e a Udine, in quanto ci fu la suddivisione di questo ingente patrimonio, non senza polemiche, non senza tutta una serie di problemi legati proprio alla suddivisione, perché abbiamo sempre detto che Udine e l'ultimo patriarca poi di Aquileia non avevano preso assolutamente bene le decisioni stabilite dal pontefice in accordo con l'imperatrice Maria Teresa, perché abbiamo sempre detto che questa arcidiocesi di Gorizia, che presentava fin dalla sua origine delle problematicità che poi la portarono proprio allo sconquasso finale, dovuto anche ad altre ragioni, ma in particolare a ragioni anche geografiche, di lingua, eccetera, che erano tuttora presenti fin dalle origini. Ebbene, proprio per questa ragione Udine, l'ultimo patriarca, non aveva minimamente digerito, e gli udinesi ancora oggi, come dico qualche volta, non hanno totalmente digerito la presenza dell'arcidiocesi di Udine e quindi la conseguente fine del patriarcato di Aquileia, non l'avevano presa per nulla bene. E anche per la suddivisione delle reliquie c'era stata una serie di problemi non di poco conto. Del 1750 il patrimonio archivistico e documentario era stato portato completamente a Udine, in quanto i canonici di Aquileia, quelli veneti, avevano compreso che era finita, in quanto il Carlo Michele D'Atems era stato nominato vicario apostolico per il territorio del patriarcato di Aquileia, che si trovava in Austria sotto la famiglia, sotto il governo degli Asburgo. E capendo che era stato decisa questo fatto epocale, portarono via tutto il patrimonio documentario, che ancora oggi si trova infatti a Udine, salvato quasi completamente. Ma le reliquie e i reliquiari erano rimasti in Aquileia, e come avevo già avuto modo di dirvi, le reliquie e i reliquiari, tutta questa presenza di martiri e di santi all'interno della basilica, aveva fatto sì che la basilica continuasse a sopravvivere, in quanto il culto stesso era molto ridotto per secoli, proprio perché non c'era un vescovo, non c'era più il patriarca presente. E quindi la situazione era: se non ci fossero state le reliquie, la basilica sarebbe lentamente crollata probabilmente, e sarebbero rimaste soltanto delle tracce, oppure sarebbe rimasta una chiesa spolpata di tutto il suo interesse, di tutto ciò che era stata, e tutto ciò che nei secoli il suo messaggio e la sua grandezza, dal punto di vista prima spirituale e anche successivamente
politico era dimostrato. Quindi la presenza di queste reliquie aveva permesso la presenza di pellegrini che avevano tutto sommato fatto continuare a vivere il Tempio. E ci sono segni dovunque nella basilica di questi passaggi di pellegrini dal Medioevo al 600. I pellegrini lasciavano proprio il marchio, il segno, il signum sulle mura con dei graffiti. Oggi noi vediamo i murales, i graffiti che sporcano, eccetera, ma all'epoca sugli affreschi con magari un chiodo, un segno, veniva lasciato il nome, l'iniziale del nome, Ioannes et Cancianus. Insomma, ci sono vi do un numero, 3.000 graffiti che sono stati analizzati, descritti. Sono anche qualche volta dei disegni ininterpretabili. C'è uno bellissimo con la luna e con il sole, tantissimi segni di croce, perché le persone passavano e lasciavano il segno, cosa che era normale all'epoca. Lasciare il proprio nome, ad esempio nel famoso Evangeliario di San Marco, che è una parte a Cividale, una parte a Praga, una parte si trova ad Aquileia. Su questo Evangeliario, nella parte ad esempio di Cividale, ci sono centinaia di nomi scritti tra le parole, perché segnare il proprio nome era come santificare la propria persona e la propria famiglia su quell'Evangeliario, su quell'Evangelo che si racconta e si credeva essere stato scritto dall'Apostolo, dall'Evangelista in persona. Quindi il segno era la santificazione in qualche modo. Gli anni santi, passare le porte, sono tutte simbologie. E ad Aquileia ci sono tutti questi segni sulle mura, ad esempio, della cappella della cripta massenziana, sulla tutta la parte, diciamo, tutto il perimetro, ci sono questi segni, in quanto nella cappella massenziana c'era il conditorium, il luogo fisico reputato e deputato alla conservazione delle reliquie, dove i pellegrini le potevano vedere oltre le grate e vedevano le ossa, le ossa solenni del martirio, cioè le reliquie di maggior valore, quelle che erano simboleggiavano proprio il martirio stesso. Quindi queste reliquie, come avevo già avuto modo di dirvi, sono il motivo per il quale la basilica è sopravvissuta all'incuria plurisecolare. Ad Aquileia non c'era la basilica come chiesa parrocchiale, la basilica era una chiesa all'esterno, quasi extraterritoriale, ci andavano altri, la parrocchia era in un altro posto, era in centro al paese ed era San Giovanni in Foro. E poi con le varie vicissitudini della storia, delle decisioni di Giuseppe II eccetera, venne smantellata e la basilica divenne la parrocchiale nel 1785-86 e ricominciò una seconda, terza, quarta, quinta vita rispetto ai secoli precedenti, perché la basilica ha avuto tantissime vicissitudini, tantissime vite e anche grande fortuna, perché gli aquileiesi, anche se erano abituati alla vita giornaliera e spirituale nella chiesa di San Giovanni in Foro, decisero, su richiesta dell'imperatore, di tenere la basilica come chiesa principale, perché potevano tenerne una sola, e quindi sacrificarono, penso tutti a malincuore, la chiesa dove magari si era nati e battezzati, si era sposati, c'erano state le esequie dei cari per tantissimi secoli, e invece si decise di tenere quel simbolo che era la basilica di Aquileia, invece che della chiesa di San Giovanni in Foro. Se pensate, l'unico segno della chiesa parrocchiale di Aquileia di San Giovanni in Foro ancora esistente si trova nella basilica di Aquileia ed è l'altare del Santissimo. Voi andate nella basilica di Aquileia dalla parte sinistra, diciamo, salite le scale, la cappella del Santissimo, bellissima cappella del Santissimo barocco, molto elegante,
era l'altare maggiore della chiesa di San Giovanni in Foro. Quello è l'unico segno rimasto di quella chiesa, e gli aquilei se lo sono dovuto ricomprare quell'altare che avevano già pagato quando venne edificato, proprio per queste disposizioni imperiali. Proprio per queste ragioni, quindi, le reliquie sono fondamentali anche nel momento della divisione delle due arcidiocesi di Gorizia e di Udine. E c'è una quasi, c'era stata nei secoli, nel Medioevo, la guerra delle investiture, come tutti ricordiamo, ma qua ci fu proprio una guerra sulle reliquie, chiedendo i pezzi solenni, quelli importanti, portando via e riportando il Papa da ordini che ritorni a Gorizia, ad esempio il pastorale di San Pietro, quello di Ermacola che vi avevo fatto vedere in un'immagine, e così per tantissime altre oggettistica che Udine voleva e che il Papa diede, stabilì a Gorizia. Quindi queste reliquie, questo è ciò che rappresentava proprio l'essenza stessa della Basilica di Aquileia e del cristianesimo, perché su quelle sangue dei martiri era nato il patriarcato, e tutte le chiese che nascevano su quelle fondamenta volevano avere lo stesso, oggi diremmo imprinting, diciamo così, per usare una parola diversa, volevano quelle reliquie proprio perché quelle reliquie rappresentavano la continuità. Quindi ai busti di Sant'Ilario e Taziano a Gorizia, dove c'è naturalmente la chiesa, attualmente la cattedrale prende il nome, prima inizialmente prendeva il nome di San Vito, però sono tutti segni e simboli per dare una continuità. Sulle ceneri del patriarcato sono nate queste due diocesi, e quindi ci fu proprio questa, tra virgolette, chiamiamola guerra per l'ottenimento delle reliquie e la suddivisione delle reliquie. E anche qui è una bellissima storia, che proprio in questo periodo nel quale si parla della mostra dell'arcidiocesi, sull'arcidiocesi di Gorizia, sul tesoro, e una parte assolutamente essenziale, forse la parte principale del Thesaurus Ecclesiae, è proprio il tesoro delle reliquie, perché lì è il tesoro della Basilica di Aquileia e del nostro territorio. Su questo si basa, più che sulle suppellettili. Le suppellettili fanno parte, e quindi la principale parte del Thesaurus sono proprio le reliquie e i reliquiari che le contenevano, e naturalmente le reliquie per ciò che rappresentano in sé. E allora, di tutta questa diciamo introduzione che vi ho fatto, mi piace proprio continuare con la lettura di cronache dell'epoca, originali di questo racconto, perché queste reliquie che partono da Aquileia e giungono a Gorizia da una parte e a Udine dall'altra fanno delle tappe, in quanto abbiamo detto che siamo nel 1753. Quindi siamo ancora nella presenza di due stati, e cioè lo Stato gradiscano e lo Stato goriziano, la principesca contea di Gradisca e la principesca contea di Gorizia. Quindi Aquileia si trova nel territorio gradiscano, come abbiamo detto, dai tempi in cui il territorio venne suddiviso, e gli Asburgo diedero tutti questi paesi con capitale Gradisca ai principi feudali, ai principi di Eggenberg, con sede a Český Krumlov, e subito dopo la fine delle guerre gradiscane, a causa dei molteplici debiti che si erano formati con le varie guerre che si erano succedute in quel periodo. E quindi dal 1647 fino al 1717 la contea era governata dagli Eggenberg, la contea di Gradisca, ma alla fine, alla morte dell'ultimo Eggenberg nel 1717, il piccolo Giovanni Michele, morto di appendicite a 13 anni, così si estinse il casato, e non ritornò immediatamente la situazione precedente, e cioè si ritornò alla principesca contea
contea di Gorizia. No, la principesca contea di Gradisca continuò a sopravvivere. E quindi ci troviamo ancora in un territorio diviso in questi due stati a tutti gli effetti, con il dieta provinciale, con il capitano provinciale, naturalmente con il comandante della fortezza, eccetera. E quindi il interessante è questo passaggio da Aquileia verso lo Stato goriziano. L'arcidiocesi però è onnicomprensiva, è presente su tutti questi due stati e va anche oltre, e quindi in pratica l'Attems manda suoi emissari ad Aquileia per procedere alla spartizione del tesoro delle reliquie. E questo racconto ci viene sempre immortalato in modo definitivo, chiaro, univoco, con naturalmente la sua verve, diciamo così, del cronista dell'epoca, proprio di Francesco Antonio Moretti, che segnala tra i tanti racconti nel terzo libro delle cronache anche il passaggio delle reliquie d'Aquileia che si fermano per una notte nella città di Gradisca. È interessante che in questo racconto al termine, perché lui ritiene importantissimo ciò che sta accadendo, segna addirittura l'elenco delle reliquie che vengono portate a Gorizia, ed è il primo censimento, se vogliamo, effettivo di tutto il patrimonio di sante reliquie e quindi del Thesaurus Ecclesiae che esiste ed esiste tutt'oggi. Intanto è vero che nel terzo libro delle cronache, che vi avevo raccontato, avevo ritrovato dopo decenni, durante le operazioni di riordinamento dell'archivio storico parrocchiale di Gradisca, all'interno di quel terzo libro delle cronache non c'è soltanto l'elenco delle reliquie, ma al termine ci sono la trascrizione completa di alcuni documenti fondamentali che il Moretti ritiene tanto importanti da doverli lui ricopiare nel libro delle cronache che resta in parrocchia, proprio perché sono dei documenti essenziali per la storia del territorio. E lui ricopia ad esempio la bolla di scioglimento del patriarcato e la bolla di erezione dell'arcidiocesi di Gorizia. Tanto è vero che, come fosse un appendice, viene poi rilegata al terzo volume e si trova all'interno tutti questi documenti che lui ritiene, che lui aveva in originale e ha ritenuto di ricopiare e di inserire dentro il libro delle cronache. Quindi fa questo lavoro poderoso di ricopiatura, perché indubbiamente è tutto manoscritto, quindi ci aveva messo moltissimo tempo, però è interessante perché porta determinate cose che secondo lui sono straordinariamente importanti per proprio ciò che dimostrano e ciò che hanno portato. E allora il Moretti racconta l'avvenimento storico, prima la visita in marzo di Attems del 1753, che abbiamo visto nel dettaglio appunto dal 10 al 12 di marzo di quell'anno, e poi nello stesso anno, in settembre del 1753, c'è il rientro, il passaggio delle sante reliquie del Thesaurus Ecclesiae Aquileiese per Gradisca verso Gorizia. Scrive il Moretti, quando le sante reliquie erano alle porte di Gradisca, la campana maggiore dava il segnale ed indi processionalmente si portassero fuori, il che prontamente fu eseguito. Vi dicevo che il Moretti racconta nel dettaglio tutto ciò che accade, minuto per minuto, una telecronaca, veramente un cronista potremmo dire, come c'è la telecronaca calcistica, così il Moretti racconta la telecronaca di ciò che accade minuto per minuto a Gradisca. Pertanto, procedendo la nostra croce con fenone, con 2 cerfofaletti, con candele accese, a cui seguivan li fanciulli della città, indi l'insegne della confraterna, con fratelli e cappellano, con candele accese,
del Santissimo Crocefisso, poi quella della dottrina cristiana con loro insegna, cappellano e candele accese, e dopo quella del Santissimo Sacramento, nella stessa formalità, a cui seguivasi i padri Cappuccini, i padri Serviti, il reverendissimo signor Pievano, apparato in quinto con assai numeroso clero, in cotta e candele accese, tutti unitamente. Tra mezzo di questi erano i signori musici, pure loro con candele, e questi tutti seguivano gran quantità di nobili, signori, artigiani, indili, contadini, donne, eccetera, tutti con buon ordine ed in verità numerosi assai, così disposti s'avanzavan fuori di Gradisca per andare incontro, essendovi ornate le finestre della contrada, ove passar si doveva con tappetti e altri addobbi in segno di ossequio alle santissime reliquie. Procedendo con buonissimo ordine, detta processione, chi la conduceva, cioè quello del crocefisso innanzi, vi si portò per la strada dritta alla chiesuola del Santo Spirito. Quindi tutta questa enorme processione descritta nel dettaglio dal Moretti, come lui ci siamo abituati a comprenderlo, esce e va verso le porte della città e va verso il Santo Spirito, che sappiamo oltre la porta cosiddetta di Germania. Ci sono tutti gli ordini religiosi, tutte le confraternite, come ci dice, naturalmente il parroco bardato come nelle grandi occasioni, in quinto, dice lui, appunto, con tutti i sacerdoti, che in Gradisca erano un numero assolutamente considerevole all'epoca, più di 40 sacerdoti, fate conto voi in città, quindi che in tutta la diocesi adesso in attività ci sono circa 40 di sacerdoti, all'epoca solo in Gradisca ce n'erano 44, dicono le cronache. E tutti si portano verso la chiesa del Santo Spirito. Allora fu che il reverendo Pievano di Farra, a più alta voce, proprio al Santo Spirito, perché anche qui dobbiamo sapere che oltre ai rapporti poco poco felici tra la parrocchia di Gradisca e i Serviti, i padri Serviti, che sembra che facessero di tutto per mettersi contro la parrocchia, un altro grande problema era i rapporti con la parrocchia di Farra, perché la parrocchia di Farra, come anticamente si racconta e sono riportate in varie registrazioni, diceva di avere titolarità sul territorio di Gradisca fino alla chiesa del Santo Spirito, e la chiesa del Santo Spirito era di titolarità di Farra, e questa diatriba continuò per secoli. Però in effetti, se si controllano i registri di Farra, si nota che i contadini, soprattutto della zona di Santo Spirito, erano usi a sposarsi con donne di Farra e a sposarsi nella chiesa di Farra, e questo già nel 600. Quindi anche se la chiesa era settecentesca, eccetera, e c'era una origine più antica della zona del Santo Spirito, che Farra, proprio per queste ragioni, diceva di avere come una sorta di giuspatronato fino alle porte della città, e Gradisca dice no, la chiesa del Santo Spirito fa parte di Gradisca. Questa è una diatriba che continua ancora ai giorni nostri. Ebbene, il parroco di Farra che fa? A più alta voce fece di bel nuovo sue proteste, quasi così li fosse pregiudicato al di lui ius ed avanzato nel di lui territorio, quando di nulla di ciò era. Infatti il Moretti trova il parroco di Farra a Santo Spirito e dice: cosa ci fa là il parroco di Farra che Santo Spirito di Gradisca? E il parroco di Farra protesta e dice che loro sono arrivati fino al territorio di Farra, quindi non al territorio di Gradisca. E allora continuano queste sottili questioni territoriali. Il nostro signor Pievano non le rispose cosa alcuna, silenzio. A seguito seguitò il suo viaggio. Quindi giunsero alla chiesa del Santo Spirito, e qua succede un altro fatto che irrita il Moretti, perché diciamola tutta, al Moretti sottolinea soprattutto le cose che non vanno
solo quello che fa lui è corretto, quello che fanno gli altri non va bene, quasi mai. Allora anche qui succede un fatto, e cioè il mai abbastanza nomato reverendo Don Parker, che già avevamo conosciuto nella visita di marzo, che era segretario di Attens ed era responsabile del trasporto di queste reliquie da Aquileia a Gorizia. E già nella prima visita di Attens, il Moretti non aveva dato grandi spunti di interesse verso Don Ottaviano Parker, ma qui proprio adesso viene fuori il suo disprezzo verso questa persona. E quindi dice: il nomato reverendo Don Parker, avventatosi contro il parroco qual furia, davvero con il baston che aveva alla mano per il viaggio, principiò ad alta voce gridare. Discorso diretto, sentiamo la voce di Ottaviano Parker. No, che non voglio, son sotto la mia direzione queste reliquie. Io ne devo render conto del tutto, non permetterò giammai, e con tutto ciò volendosi, spetta a me incensar. Ecco, avete sentito la voce, la parola, il discorso diretto del Moretti, si sente la voce di Ottaviano Parker, che non permette al parroco di incensare le sante reliquie, in quanto aveva lui il dovere di portarle al sicuro a Gorizia. Il parroco, più avvicinare per farne il suo dovere, questi con voce ancora più alta e tonante gli si oppose innanzi, quasi respingendolo a tutta forza, con dirgli che proseguissa la sua processione e che lasci pensare a lui del resto. Così, scrive Moretti, il grand'uomo che con la sua scienza goriziana pretende dar leggi a tutti, trattò con un parroco che imprudenziale potrebbe dar controleggi a tutta la sua curia. E quindi anche qui, anche con il rientro delle reliquie, notiamo che ci sono delle scaramucce tra il clero, soprattutto tra il Parker e il parroco di Gradisca. Comunque il Moretti usa spesso nel suo linguaggio il discorso diretto. Tanto è vero, adesso mi viene in mente che par di sentire la voce dell'imperatrice Maria Teresa quando il parroco Baselli riuscì ad ottenere l'udienza da Sua Maestà a Schönbrunn e partì in aprile, e a maggio con suo fratello andò in udienza da Maria Teresa. Naturalmente il grande motivo dell'udienza era perché la paga sua era troppo bassa e quindi lui non poteva fare tutto quello che doveva, e portò con sé anche un memoriale per dimostrare che la paga era troppo esigua per il ruolo che aveva. E anche lì il Moretti, che si fa raccontare dal parroco ciò che Maria Teresa disse, usa il discorso diretto e si sente la voce di Maria Teresa che dice: ben no, non posso credere che un mio parroco di città abbia soltanto 173 fiorini. E quindi lo ripete 3 volte, che Maria Teresa è alibita della piccolezza di questo emolumento che aveva, e spessissimo usa il discorso diretto che fa sentire quasi la voce dell'interlocutore in pratica. Poi continua. La processione entra nella fortezza. Avanzossi pertanto la processione con buonissimo ordine, ricevendo dopo il parroco in buon ordine le sante reliquie, circondate dagli soldati ed accompagnate oltre le 4 forze goreziane da altre 4 di nostra chiesa, portate da 4 nostri sacerdoti in cotta. Dopo dette sante reliquie vi seguiva il popolo, che a mio credere saranno state più di 500 persone, quindi straordinari numeri per l'epoca.
Entra la processione da Gradisca e gira per la contrada campagnola. Vi passò Peruggia Cattellana per entrarvi nella parrocchiale, sempre accompagnata dal sonno di tutte le campane di questa fortezza, e con le litanie dei santi a due cori intonati da principio dal parroco, con inserire i santi di cui sapevasi essere le reliquie al suddetto luogo, cioè se martiri sarà santi martiri, se confessori con santi confessori, e vedendosi dappertutto ove passavasi in segno di riverenza, esposte dalle finestre strazzi, tappeti eccetera, si fossero accorti che si tardi avessero a passare, tutti avrebbero luminate le finestre come fosse il venerdì santo, ma perché nessuno pensava che si tardi avesse a succedere tal funzione, essendo espressamente determinata per le ore 5. Abbandonarono ciò, era però assai illuminata per causa che tutti quegli innanzi avevano la loro candela accesa. Quindi questa impressionante processione con le luminarie che portavano, che accompagnavano le reliquie. La croce d'argento con il crocefisso, in cui vi è una notabile particella del legno di Santa Croce, involto in uno strazzo di tela ben affumicata e sporca, con il santo pastorale che San Pietro stesso diede a Sant'Ermacora, pare involto in un altro strazzo e sigillato, li appoggiavano stessi sopra l'altare maggiore, e tra tanto che il popolo vi entrò, quanto capiva la chiesa, restandovi per la moltitudine fuori assai numeroso. In coro musicalmente, con violini si canti l'inno Sanctorum Meritis, qual finito il diacono sul diacono, vi cantarono il versetto Exultabunt Sancti in Gloria, rispondendo il coro e il pievano, e poi ci fu il canto dell'orazione della traslazione. Quindi tutta questa grande celebrazione per l'arrivo delle reliquie, e Moretti racconta che in chiesa era stato anche realizzato una specie di altar laterale dove furono appoggiate e venerate dal popolo fino alla tarda sera. Poi accade un altro fatto, naturalmente, che a lui non andava bene, e cioè il terribile Don Ottaviano Parcar, che fece chiese le chiavi della chiesa, perché dentro c'erano le reliquie, erano di sua responsabilità, e quindi lui voleva avere il controllo anche attraverso le chiavi. E cosa fa il Moretti? Va dal parroco e gli dice assolutamente non dagli le chiavi, non è suo diritto, è tuo diritto. E invece il parroco si dimostrò debole davanti alle ingiurie del Parcar, e quindi diede le chiavi. Allora il Moretti cosa dice? Però se la notte c'è qualche moribondo che vuole gli oli o il viatico, io non mi alzo, andrà il Parcar. e quindi lo dice anche al parroco. Però quella notte, forse voglia anche la presenza delle reliquie, non ci fu nessuna richiesta notturna, e quindi tutto andò bene. E la mattina dopo il Parcar ridiede le chiavi in mala maniera al Moretti, che era offesissimo per questo, che non era mai successo che un terzo avesse le chiavi della chiesa. Potete immaginarvi all'epoca che gelosia su queste piccole cose. La mattina del 29 settembre poi, che fu sabato, festa di San Michele Arcangelo, detto reverendo Ottaviano Parcar se la prese molto comoda, aveva lui le chiavi, vi ricordo, in mandare le chiavi, onde vi dovette il nonsolo già vestito per averle aperta, che fu la chiesa, si portò ancora desso a rivedere se vera qualche furto, luogo per luogo, roba per roba. Quindi apre tutti gli armadi, tutto controlla che non sia stato trafugato niente. Onde celebrata che ebbe la messa, il nostro signor decano, a distanza da alcuni divoti, preso il crocifisso d'argento mentovato al scalin bianco,
in mezzo quasi alla chiesa, lo diede al baccio in volto qual era, e con tutto ciò tutti divotamente baciatto. Così pure Don Valentino Comar gli diede il bacio al pastorale, che era, e vi durarono in tal funzione 2 buone ore con tal concorso che per ripararli dalla calca dovette il nostro signor Pievano starvi all'incontro per tenere la gente partita, che a mio credere vi fu più di 2000 persone, quasi tutta la città di Gradisca. Uscì quindi i sacerdoti fanno venerare le reliquie fin dalla mattina fino a quasi alle 11 in pratica della mattina. Usciti di chiesa, giravano attorno alla fortezza come solfarsi nelle solite solenni processioni, così per piazza, per vicino le mura, indi per la campagnola, e di là fuori dalle porte con l'accompagnamento di numeroso clero, le confraterne e tutti con sua candela accesa e 4 in cotta sacerdoti con le torzie. Non furono le 2 religioni, cioè i serviti e i cappuccini, poiché non fu tempo d'avvisarle, a meno d'aspettarle, vi si cantarono le litanie dei santi a 2 cori, vi posero chi s'avvide de strazzi per le finestre. Arrivati fuori dalla fortezza, un continuo sbaro de mortaretti, là il reverendo Pievano incensò le sante reliquie con la dovuta venerazione. Indi ritornò con buon ordine dentro in la parrocchiale, sempre con il suono di tutte le campane. Quindi anche il solenne scoppio delle bombarde, come si usa nei grandi eventi, e l'incensazione, questa finalmente fatta dal parroco e non da Don Ottaviano Parcar, perché salutavano la città di Gradisca. Ma qua non finisce, perché il Moretti viene a conoscenza di ciò che accade quando le reliquie finalmente giungono a Gorizia passando per Farra. Dopo aver attraversato i paesi di Fara e Lucinico, accompagnate da una guardia di 60 soldati a tamburo battente, arrivati a Podgora, sua eccellenza reverendissimo arcivescovo nella strada che confina con il suo palazzetto di villa, fece fermare tutti e poste a terra, senza verun riguardo, le sante reliquie, volendo dare un beveraggio a tutti i soldati, si trattennero alquanto. Trattanto, vedendo più sfumata la pioggia, si portarono verso Gorizia per il ponte senza alcun ordine, lume e men che meno riverenza. Colà arrivati, senza solennità alcuna, le depositavan confusionamente in la cappella arcivescovile con un sol lume e questi senza alcuna avvertenza. Vi stettero colà in simil forma sinché vi capitarono 2 canonici determinati per levarvi la loro porzione, ed indi le trasportarono nelle camere e chissà sin quando colà vi staranno. Quindi il Moretti sottolinea che queste sante reliquie arrivate a Gorizia non furono minimamente tenute in considerazione e non furono minimamente venerate, a differenza del grande accoglimento che ci fu in Gradisca, e addirittura entrarono in Gorizia disordinatamente, senza incenso, senza lumi, senza niente, e buttate in pratica in una stanza della cappella arcivescovile, quindi proprio nel massimo disprezzo. Sempre teniamo conto che il Moretti racconta sempre con molto colore i fatti, soprattutto dal punto di vista dei goriziani. Però interessante è che alla fine di questo racconto, con tutte le ironie che noi possiamo leggerci dietro, e c'è l'interessante elenco di tutte le reliquie.
ed è il primo inventario in pratica esistente. Questo è un documento di assoluta importanza, tanto è vero che lui scrive: per memoria eterna di detto santuario, cui parmi proprio registrare il numero, qualità delle santissime reliquie che scondecoravano con pure l'argenteria ed altri modilli cavata dall'inventario originale. E quindi c'è una croce grande d'argento con la base di rame daurata in cui vi è un pezzo di legno della Santa Croce del petto, il busto di Santi Ermacora con entro la reliquia detto santo, un braccio dello stesso santo con sua base iscrizione, un braccio di San Fortunato e arcivescovo e martire, simile al primo, il pastorale di Santi Ermacora di legno ligato in lame d'oro, che gli fu dato da San Pietro Apostolo, un busto di San Lorenzo Martire, con dentro sua reliquia, un altarolo portatile in serpentino ligato in argento, con l'iscrizione reliquia Petri, Stefanique, Nerei et Archiglei, martiri Carloque e Lauri, per gratias, il busto di Santa Felicita, eccetera, eccetera. Poi segue tutta la nota dell'argenteria, candelieri d'argento numero 8 di peso alla grossa, in tutto funti 33, una croce d'argento con suo astile, una croce d'argento fu del patriarca Francesco Barbaro, 2 turiboli d'argento con 2 navicelle, un bacile con sua bacinella, 2 ampollette brocca d'argento di peso della grossa di funti 6,6, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto il grande numero di reliquie con le suppellettili che erano ancora presenti nella basilica di Aquileia nel momento della suddivisione. Vi dicevo che le vicissitudini di questo tesoro poi lo portano anche a purtroppo a un grande furto che subì il vescovado, l'arcidiocesi di Udine, dove venne rubato quasi tutto, e un furto similare del 1956 a Gorizia, dove grazie al cielo probabilmente fu un furto mirato e quindi vennero rubate soltanto alcuni pezzi, come vi dicevo, il ricciolo del pastorale di Popone o il busto di Sant'Ermacora, che qui era segnalato ad esempio. Pezzi che non vennero mai ritrovati, che una delle chiacchiere probabilmente sapute via terze e quarte persone, un giorno un canonico mi fece questa confidenza dicendo che secondo lui, nelle informazioni che aveva ricevuto, erano queste suppellettili e queste reliquiari finiti in Inghilterra addirittura da qualche collezionista che non aveva troppi scrupoli, però naturalmente siamo nell'ordine delle ipotesi di illazioni. Certo, il furto fu rocambolesco e si accorsero soltanto molto dopo che era avvenuto, in quanto i ladri, così racconta la cronaca dell'epoca, avevano dormito dentro i confessionali e si erano tranquillamente entrati nel conditorium che era nella cappella di Santa Cazio, quindi sulla, diciamo, la terza cappella a destra della cattedrale, e avevano portato via i pezzi, poi eravamo dormiti nei confessionali e la mattina a presto, quando il sacrestano aprì la porta, uscirono dalla porta principale, quindi proprio con la massima tranquillità, e nessuno si era accorto di questo fino a ora tarda, in pratica, quindi avevano avuto tutto il tempo per fuggire da Gorizia. Quindi sì, un evento abbastanza traumatico. Questi furti sono sempre traumatici perché sono dei pezzi unici che hanno un valore pressoché inestimabile, come possiamo immaginare, però non è del tutto infondata l'idea che magari nel tempo queste cose poi prima o poi si riscoprano, magari muore il collezionista o qualcuno della famiglia di questo collezionista che non sapeva e mette all'asta, mette in vendita, e poi riscompaiono nuovamente nel mondo le cose. Però, sì, speriamo che ciò sia possibile, che non siano stati distrutti invece. Quindi vi ho fatto ascoltare un po' con il giusto interesse e qualche sorriso, il racconto diretto, di persona diretta che era presente ai fatti, del rientro delle reliquie e della suddivisione delle reliquie da Aquileia a Gorizia e poi a Udine, come aveva scritto il Moretti. E quindi capite che
la situazione dell'arcidiocesi comincia proprio a prendere forma fin dal primo periodo dell'Attems, il quale aveva già compiuto, come ho avuto modo anche di dirvi, la prima grande visita, e stava dando una forma all'arcidiocesi. Quindi vorrei cominciare adesso un discorso che è subito successivo o di poco successivo a questi ultimi avvenimenti che vi ho raccontato, cioè la visita pastorale, la visita a Gradisca, Rietto delle Reliquie, perché proprio in questo periodo di quasi lavoro senza sosta, senza posa dell'Attems, vengono gettate le basi anche dall'Attems per la fondazione del primo grande seminario diocesano. E l'Attems è interessato fin dal suo arrivo a Gorizia a che ci sia la possibilità di realizzare, costruire fisicamente questo luogo di formazione per il clero, luogo che è fondamentale. E veniamo, ecco, a introdurvi così, da un'epoca importantissima per Gorizia, e cioè abbiamo passato il periodo degli ordini religiosi, che è il XVII secolo, e c'è già la formazione nel seminario verdenbergico, grazie ai Gesuiti, seminario importantissimo voluto da Werden von Bendenberg, barone, quale lasciò molti soldi perché ogni anno 12 studenti meritevoli, ragazzi meritevoli, possano intraprendere il cammino verso gli studi teologici. Ed è il primo, quello proprio luogo di formazione, perché non c'erano luoghi di formazione nel nostro territorio, teniamolo sempre davanti. E vi dicevo, il XVII secolo è il periodo in cui incomincia a vedersi una nuova fisionomia culturale della città di Gorizia, e con i Gesuiti e con tutti gli ordini religiosi. Da questa fisionomia culturale intravediamo anche una fisionomia nuova di impianto stesso urbanistico della città. Ci sono nuove strutture che vengono alla luce, ci sono nuove architetture che crescono e che fioriscono. Se vogliamo, tutta una parte della città bassa sotto la cattedrale diventa la città religiosa. Ci sono tutti i conventi maggiori, le chiese più importanti, più belle. C'è la clausura e c'è la vita attiva, c'è la formazione, e quindi il XVII secolo vede proprio trasformarsi anche l'aspetto stesso urbanistico del cuore della città di Gorizia. E poi giunge il XVIII secolo, secolo fondamentale, tra alti e bassi naturalmente, una parte problematica, primo 15 anni, c'è l'ultima esecuzione pubblica in Piazza Grande, la famosa esecuzione dei capifamiglia dei Tolminotti nel 1714, ma poi c'è una crescita che è data proprio dalla nascita dell'arcidiocesi, da questa nuova presenza di Attems e la presenza di famiglie aristocratiche che anche qui danno un'impronta culturale e urbanistica con tutta una serie di palazzi che arricchiscono la città, come la famiglia Attems, la famiglia Lantieri, i Coronini che si sono arricchiti enormemente, ma gli Attems in particolare. Ed è
una crescita che arriva a lambire la fine del Settecento. Nasce in quel periodo il teatro di società, negli anni 30 del Settecento, e ci sono le grandi visite, e Gorizia assume proprio quella connotazione che la porterà a essere capitale di una regione dell'Austria. E lì c'è in questo periodo c'è questa crescita fondamentale fino al momento dell'incontro napoleonico, quando c'è una crisi che durerà una ventina d'anni, per poi un nuovo inizio negli anni 16-17 dell'Ottocento. Ma questa è una storia successiva. E qui, negli anni d'oro del Settecento, diciamolo pure, dagli anni 30 fino agli anni 80, nascono tutta una serie di importantissime istituzioni culturali pubbliche, non ultima ad esempio l'Accademia dei Filomeleti, oppure l'arrivo delle grandi tipografie cittadine come la De Valeri, la Tomasini, per dirne alcune, le quali dal punto di vista culturale fanno fare un passo in avanti. E anche dal punto di vista ecclesiastico ed ecclesiale, l'Attems punta sulla formazione del nuovo clero per questa nuova arcidiocesi enorme, con oltre 600.000 abitanti, fin dal suo arrivo. E fin da subito ha una molteplicità di iniziative, è un lavoratore infaticabile, instancabile l'Attems. Se pensiamo, ha già cominciato la grande visita pastorale, deve pensare a riformare tutto, è il primo a fare tutta una serie di cose che non ha, deve inventarle con la sua formazione, magari copia esperienze già esistenti, già presenti, ma è il primo che deve fare tutta una serie di cose. E la cosa che lui ritiene fondamentale è aprire un seminario. E ci riesce in pochissimo tempo. Tanto è vero che già da vicario apostolico incomincia a impostare il discorso. Nel 1753, proprio in quell'anno lì, straordinario, tantissimi avvenimenti che abbiamo visto, ottiene il permesso di erigerlo e in 4 anni costruisce il poderoso edificio che esiste tutt'oggi a Gorizia, ed è il seminario teologico attemsiano. Durerà un tot numero di anni, poi sarà richiuso e poi sarà riaperto nuovamente nel 1818. Ma è lui nel 1757 a inaugurarlo. E i costi sono sui 10.000 fiorini che lui riesce a ottenere con alcuni prestiti anche realizzati proprio tramite l'aiuto di Maria Teresa, ma anche del suo patrimonio personale. Quindi i primi 10.000 fiorini vengono alla luce in questo modo, anche dalla propria tasca, dal proprio portafoglio personale, mentre ce ne serviranno ancora almeno altrettanti che verranno raccolti in vari modi e diciamo divisi su tutto il territorio dell'arcidiocesi, perché lì verranno cresciuti le menti dei sacerdoti che poi andranno a prendere il posto di parroci, vicari, eccetera, quant'altro. Quindi nel 1757 nasce questa struttura modernissima e concettualmente elegante anche dal punto di vista architettonico, che è proprio il seminario arcivescovile o attemsiano, a seconda come viene nominato.
questa sua volontà si compì l'8 dicembre di quello stesso anno e all'inizio, all'apertura, poteva contare su 12 giovani, come 12 erano il numero dei giovani accolti nel seminario verdenbergico, quello originario del 1619-1620, per poi, per gli anni successivi, per molti anni successivi, divenire sempre il numero di 33, quasi un numero evangelico, che si manterrà per molti anni a venire. Un fatto interessante è che in breve tempo l'Attems riesce a coprire i costi di costruzione dell'imponente edificio, anche perché ebbe un lascito enorme da Maria Teresa di Savoia, duchessa del Liechtenstein, la quale lasciò personalmente, per la fiducia che riponeva in questa persona nell'Attems, un cospicuo patrimonio, un ingente patrimonio, per il mantenimento ogni anno di ulteriori 13 alunni del seminario, e questi naturalmente, questi costi di questi alunni poi coprivano i costi di costruzione. Quindi è un impegno che l'Attems, nel suo infaticabile lavoro fin dal primo giorno di nomina a vicario apostolico, saprà compiere a favore del clero e del popolo goriziano. Arrivederci.